In diretta su Tele4 per stare assieme in attesa fra pochi minuti della prima allegria del Cirque du Soleil, la terza tappa italiana in questo tour internazionale, le prime toccate appunto Roma e Milano e poi per la prima volta in assoluto il Cirque du Soleil qua a Trieste con i loro magnifici artisti, e il nostro Umberto Bosazzi è già pronto insieme al presidente dello Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, con lui sul red carpet, tutto pronto per iniziare. A te Umberto, buonasera di nuovo. Buonasera Gianluca, buonasera ancora ai telespettatori. Come tu hai detto, siamo in compagnia del presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, che ringrazio per essere con noi. Prima ci stavamo mettendo d'accordo perché diciamo che cosa possiamo dire che non abbiamo già raccontato di Cirque du Soleil. Io direi, se sei d'accordo Presidente, di partire da quello che noi abbiamo notato l'altra settimana quando è stato montato il tendone alle nostre spalle. Noi pensavamo che il montaggio avvenisse con meccanismi particolari eccetera, invece è qualcosa che viene fatto proprio dalla gente, a braccia, cioè la gente vi ha lavorato, e questo è stato secondo me molto, molto bello e dà l'idea anche di uno spettacolo, diciamo, rivoluzionario, innovativo, ma come ci diceva anche il manager, quasi verrebbe a dire vecchio stampo. Ma sicuramente il Cirque du Soleil riprende la grande tradizione del circo, e questa grande tradizione la vuole anche mantenere chiaramente in una forma particolarmente spettacolare. Tu hai colto giusto, hai visto 200 braccia che hanno alzato il Grand Chapiteau, c'è un apporto di persone coinvolte che è veramente notevolissimo, un'organizzazione molto complessa, un'organizzazione che lavora in tutto il mondo, ma il Cirque du Soleil si contraddistingue soprattutto per la proposta artistica, per il grandissimo livello artistico che ha raggiunto, e lo spettacolo forse più famoso al mondo nell'ambito dello spettacolo dal vivo è per il Friuli Venezia Giulia, per Trieste, veramente un onore, una chance incredibile poterlo ospitare. Tra l'altro c'è anche ancora una cosa da sottolineare, alla quale noi abbiamo dedicato un servizio, però insomma giova ripetere che c'è stato anche un recruiting day, perché nel mese e più di permanenza a Trieste del Cirque du Soleil, perché lo spettacolo dura un mese, le repliche dello spettacolo vanno avanti per un mese, però c'è stato anche l'allestimento e poi anche ci sarà lo smontaggio. Ci sono anche, oltre ai tecnici della compagnia del Cirque du Soleil, ci sono anche delle maestranze del posto. Certamente, anche questa è un'iniziativa fatta in collaborazione con la Regione, il Recruiting Day, per dare la possibilità di godere della magia del cirque anche a chi lavora in quest'ambito, perché è un'esperienza incredibile. Tra l'altro mi fa piacere dire che 2 tecnici che si sono formati a Rossetti ormai sono uno da molti anni e uno da 2 anni che girano il mondo con Cirque du Soleil. Ecco, questo è anche un altro dato. Bene, io direi lasciamo il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, quello che è anche il suo lavoro di pubbliche relazioni in una giornata come questa, perché insomma è anche giusto sottolinearlo. Insomma. Magari fossero solo le pubbliche relazioni una giornata come questa, c'è stata tanta fatica, eravamo in tuta, eravamo vestiti come gli operai appunto fino a poco fa, perché ognuno di noi ha dato una mano affinché questo si potesse realizzare. Buon lavoro, grazie tutti al circo, grazie per essere stati con noi. Io volevo solo chiedere a Gianluca Paladin, che non sento più, se funziona il collegamento. Sono qua Umberto, ti lasciavo parlare perché ovviamente l'esperto... Allora, senti sei Gianluca, tu. prima di proseguire... Sì, dimmi Gianluca. No, dicevo Umberto che ti lasciavo parlare perché in effetti l'esperto di tutto questo sei tu. Pensa se fossi io lì al tuo posto, che disastro. Sarebbe un vero e proprio circo, ma lasciamo perdere. No, volevo invece sottolineare un'altra cosa, e credo lo voglio fare anche per, come dire, se no avrei dei problemi forse domani mattina quando mi vedrò allo specchio. Questo spettacolo del Cirque du Soleil ha un titolo molto bello, che è Allegria. Per noi di Tele4 oggi non è una giornata particolarmente allegra, perché abbiamo appreso durante la giornata che un ragazzo che ha lavorato con noi per poco tempo ha
ha fatto uno stage da noi, purtroppo questo ragazzo non c'è più. È bello salutarlo, è doveroso salutarlo perché, come posso dire, anche tu ci hai lavorato assieme per quanto lo stage Certo. non era giornalistico, però rappresenta uno dei tanti ragazzi veramente della generazione dei giovani che troppo spesso viene bistrattata, invece ne fanno parte anche persone di grande, come dire, di grande impegno, di grande umanità, e lui si chiamava Juan e insomma volevamo anche salutarlo perché credo sia doveroso. Punto e a capo. Consentimi Umberto, hai fatto veramente bene a ricordarlo, naturalmente anche da parte di tutta Tele4 va un grandissimo abbraccio ai suoi cari e alla famiglia, con le dovute ovviamente condoglianze. Anche perché non si può andarsene a 19 anni, 20 anni, è una roba che grida vendetta, ma comunque allora parliamo di Cirque du Soleil. Come vedete adesso vi spiego un pochettino, anche perché magari i telespettatori saranno un po' incuriositi da scoprire anche il luogo dove siamo. Noi siamo proprio all'ingresso del chapiteau, del tendone. Io faccio fatica a dire chapiteau, mi scuserete se io dico tendone. Da qui entreranno soprattutto, vedete che siamo su un red carpet, quindi da qui entreranno i VIP che dopo nel collegamento che noi faremo prima di Ring dalle 21:05 circa alle 21:25, 21:30 poi intervisteremo, come facciamo sempre per quanto riguarda le prime del Rossetti. Dicevo, noi siamo appunto all'ingresso, non so se Enzo Iannacone può spostare la telecamera alla sua destra così vi fa vedere anche, perché adesso finalmente possiamo mostrare davvero dove è stato posizionato il tendone. Quello è il silos. Noi siamo diciamo nel grande piazzale appunto del silos. Adesso probabilmente avrete visto i servizi, ma insomma vabbè, anche quelli sono necessari, certo. in giornate come queste specialmente, e questo è appunto l'ingresso. Pensa che dentro possono trovare posto quasi 2000 persone, e come ti dicevo nel collegamento precedente, i biglietti, insomma le vendite dei biglietti sono andate benissimo, quindi il ritorno che Cirque du Soleil avrà sul tessuto economico della città sarà sicuramente di gran lunga superiore a quello registrato 2 anni fa dal Fantasma dell'Opera. Pensate che soltanto per la permanenza a Trieste della troupe resteranno sul terreno triestino, diciamo così, dai 600 ai 700 mila euro. Questo solo per darvi un'idea della portata economica di realtà come queste, di spettacoli come queste. Il riferimento al Fantasma dell'Opera per certi aspetti, se vuoi Gianluca, è anche obbligatorio, perché è stato con la presenza del Fantasma dell'Opera un paio d'anni fa, nel 2023, sì, tra l'altro, che diciamo così è iniziata questa nuova avventura del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che per quanto riguarda gli spettacoli che appartengono al genere di musical ha portato anche appunto Les Misérables, che io ho perso perché quando sono andato a star male in tutta questa stagione, proprio quando c'era Les Misérables, ma comunque partita dal Fantasma dell'Opera. Qui la gente sta incominciando ad affluire perché i cancelli si sono aperti alle 20:30, alle 20, chiedo scusa, e quindi si incomincia ad affluire. C'è anche un percorso molto preciso da seguire e qualcuno proprio in questo momento ha infranto questo percorso. Allora io vedo che già sta arrivando qualcuno nella parte riservata ai VIP, che per quanto ci riguarda pensavamo arrivassero un pochettino più tardi. Di prenderli una volta nel collegamento successivo. Se intanto vuoi chiedermi qualcosa, Gianluca, io qua sono.
Sì, tra l'altro Umberto, ho visto che già le prime persone hanno cominciato a farsi le foto, i selfie sui cartelloni appunto di Allegria. Possiamo definirlo di fatto un evento storico a Trieste per quanto... allora un evento storico... Che c'è anche Gurrieri, vedo Gurrieri, Antonio Gurrieri, il commissario del porto, il neocommissario del porto di Trieste. Ho visto c'è anche il neocommissario del porto Gurrieri. Tu sai che io, come dire, pratico l'understatement, quindi io non direi evento storico, però certamente è un evento dal punto di vista della storia dello spettacolo nella nostra città. Questo è assolutamente un evento. Sono questi effettivamente gli spettacoli in cui si può dire io c'ero. Ecco, quindi da questo punto di vista sì. Poi io non vedo bene quello che succede alle mie spalle, ma desumo sì che ci sia della gente che si fa selfie ed altro, perché anche a questo servono come dire, cartelloni come questo. Mi è sparito, l'avevo visto perché non è ancora arrivato da queste parti, è già arrivato l'assessore anche alle il politiche sociali neocommissario del porto di Trieste, Antonio Gurrieri. Umberto sta facendo la foto proprio sul cartellone, davanti al cartellone di Allegria. Le foto di rito. Beh, se vogliamo, questa è la sua terza uscita pubblica dopo la conferma della nomina commissario, per cui insomma comincia in questo modo. Vedremo poi, sono annunciati anche il presidente della regione Federica, probabilmente anche il sindaco, però sapete che mi pare di capire che c'è un consiglio comunale di una certa importanza, no? Un tantino, sì, un tantino. La cabinovia sta decisamente tenendo banco, sarà argomento di ring anche stasera, ovviamente. Mi sa che sì, tra l'altro ricordiamo anche appunto che Ring questa sera va in onda alle 21:30, perché noi staremo insieme dopo fino a pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo. Questo è, come vedete, il percorso. Io credo di aver intravisto, però, siccome tra l'altro io non sono fisionomista, devo aver intravisto anche il manager del Cirque du Soleil, colui che intrattiene i rapporti con la stampa. Vediamo se vuole passare da noi. Lui parla inglese, ma tradurrò io eventualmente, però non so se arriva. Probabilmente poi vedremo di sentirlo nel collegamento successivo. Noi abbiamo detto, me lo ha raccontato qualche giorno fa il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo detto che Cirque du Soleil in realtà ha una trama, cioè c'è una storia, non ci sono soltanto numeri diciamo di acrobazie, clownerie, eccetera. Come sempre, questa è anche la novità, no? Pensate che il Cirque du Soleil è nato nel 1994, quando il mondo del circo entrava in crisi, perché cominciava un ragionamento, tu non te lo ricordi perché eri nato da poco, ma cominciava un ragionamento molto particolare sull'utilizzo degli animali nei circhi, quindi il circo era andato un pochettino in crisi. La risposta del Cirque du Soleil è stata appunto un grande senso di spettacolo affidato ad acrobati, clown, eccetera, però al servizio di una storia che magari certamente è, come dire, minima, proprio perché necessaria semplicemente a una serie di numeri, ma qui è la storia praticamente di qualcuno che vuole conquistare il potere e di chi si ribella di chi si ribella appunto a tutto ciò. Allora io vediamo se c'è qualcuno da prendere, perché sennò abbiamo un minuto, Umberto, prima della chiusura. Abbiamo soltanto un minuto, allora no, niente, nemmeno mi sposto, perché dopo magari arrivo là e il collegamento deve chiudersi. Allora io vi do appuntamento dopo, a questo punto, Gianluca, intorno credo alle 21:05, e vedremo di raccontarvi proprio gli ultimi
momenti del red carpet prima dell'inizio dello spettacolo. Grazie Umberto Bosazzi, grazie anche a Enzo Iannacone, ovviamente poi loro proseguiranno la diretta dalle 21.05 circa fino alle 21.30, orario di partenza di Ring con Marco Stabile. Questa sera abbiamo detto ovviamente il tema della cabinovia, probabilmente la farà da padrone, vedremo anche appunto con gli ospiti. Allegria del Cirque du Soleil, tutto pronto in Porto Vecchio, la prima questa sera, la prima volta il Cirque du Soleil a Trieste dopo aver toccato le tappe italiane di Roma e Milano in questo tour che comunque è internazionale. Vi ringrazio per averci seguito anche in questo post TG, un saluto e buona serata su Tele4. Il Comune di Trieste rischia lo stallo a causa del protrarsi della maratona sulla cabinovia. L'allarme è lanciato dai consiglieri di capogruppo della maggioranza. Spaccatura dell'opposizione sul tema della cabinovia. Il Dem Francesco Russo apre a un tavolo di confronto con la maggioranza sul dibattito. La terza di Adesso Trieste dice di no. Sul terzo mandato serve una sintesi con Forza Italia, nel centrodestra siamo disposti al dialogo, così il presidente Fedriga, che risponde anche a Vannacci, la sua è una posizione del tutto personale. Con MSC a settembre si tornerà a regime, parla ai nostri microfoni il neocommissario dell'autorità portuale Antonio Gurrieri sul tema del calo dei traffici. Uno schianto fra due scooter nella notte in via Schiaparelli, in ospedale 2 minori rimasti feriti, sul posto ambulanza, carabinieri e polizia locale. È il giorno del debutto con la prima di Allegria del Cirque du Soleil al Silos nel Porto Vecchio, il red carpet stasera in diretta sulla nostra emittente. E arriva l'atteso ok della Coviso che rispettate le richieste dell'organo federale. Triestina ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie C. Buonasera telespettatori e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di Tele4. Il Comune di Trieste rischia lo stallo anche su provvedimenti determinanti come la manovra estiva a causa del protrarsi della maratona d'aula sulla variante per il progetto della cabinovia. I capigruppo di maggioranza di centrodestra assieme al sindaco Roberto Di Piazza hanno lanciato però l'allarme in una conferenza stampa. Sentiamo Marco Stabile. No sulla palestra, no sul portovivo, no sulla cabinovia, no sulla scuola. Allora io penso che questo modo di far consiglio, di far politica, non penso che sia più tollerabile. No, non si può stare 4 giorni per fare 2 osservazioni, non si può stare, insomma, no? Oggi 2 osservazioni abbiamo fatto finora, no? Quindi capisco tutto, però questo è davvero vergognoso soprattutto per la città. Stiamo, come è stato detto, mantenendo qui dei dipendenti comunali, ma anche abbiamo delle altre delibere importanti che dovremo affrontare. Questo stiamo bloccando i lavori di tutto il Consiglio Comunale. Perché di fronte a noi abbiamo anche altre scadenze, come è stato già detto dai miei colleghi capogruppo, con cui stiamo condividendo questa esperienza, che per l'amor di Dio non ci spaventa, non è questo il tema, ma abbiamo l'obbligo di dire alle persone che di fronte a noi ci sono invece scadenze importanti che ricadono poi sulla vita dei cittadini. Le voci dei capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale sono chiare. Il Comune di Trieste rischia lo stallo a causa del dibattito in aula sulla variante per il progetto della cabinovia Mare Carso. Un'analisi politica che rischia di durare settimane, se non addirittura mesi al ritmo attuale, considerando che si sono affrontate appena 2 osservazioni nei primi 4 giorni di Consiglio sulle 3.000 arrivate a Palazzo Cheba da parte dei cittadini, con una ripetitività di argomenti palese per chi segue gli streaming in diretta del dibattito. Intanto, importanti provvedimenti come la variazione di bilancio, la cosiddetta manovra estiva, rischiano di rimanere al palo. All'interno del documento c'è anche l'iter per la nuova piscina terapeutica. Abbiamo accorpato le votazioni perché è diritto di una maggioranza portare al voto un provvedimento, poi il voto potrà essere favorevole o contrario,
ma nessuno ha il diritto di bloccare una città intera. Io vi do solo un dato: una versione di bilancio da 36 milioni di euro che serve alla città e che è ferma per la minoranza del non sepolcro. Dunque, che fare? L'input arriva dal consigliere comunale Lorenzo Giorgi di Forza Italia, che ricorda quando il sindaco di centrosinistra Roberto Cosolini mandò in approvazione il bilancio comunale in pieno autunno, dopo essere stato messo a dura prova dal patto di stabilità, e l'opposizione di centrodestra trovò una quadra per non pregiudicarne l'approvazione presentando un unico emendamento. Ne abbiamo presentato uno perché la necessità era approvare quel bilancio nonostante fosse in ritardo di 10 mesi, perché la città aveva necessità di lavorare. Questo è il concetto di fare opposizione con testa. Un emendamento. Questo è il modo di lavorare. La palla ora passa al centrosinistra per capire se una quadra sulle tempistiche è possibile oppure no. E sul tema della maratona in Consiglio Comunale sulla cabinovia, il Dem Francesco Russo apre a un confronto. Il capogruppo in Comune di Adesso Trieste, Riccardo La Terza, dice di no. Sentiamo. C'è margine per un accordo, diciamo, per velocizzare questo iter che sembra infinito e rischia di stallare anche altri provvedimenti, come per esempio la manovra di bilancio? Questa mattina ho proposto al sindaco di bloccare questo stallo in cui si è infilato il centrodestra, aprendo un tavolo in cui finalmente parliamo del merito, in cui anche la maggioranza ci spieghi perché è così convinta dell'Ovovia. Il 73% dei cittadini dice di no, abbiamo spiegato che nella città del Labora non si può fare una nuova via, che tra l'altro non ha neanche tutte le risorse necessarie. Aspettiamo noi una risposta e la disponibilità finalmente a sedersi a un tavolo e discuterne insieme. Ma la maggioranza sta facendo tutto da sola, sta portando avanti un'opera impattante, inutile e insostenibile contro il volere della maggioranza delle triestine e dei triestini. C'è solo un'unica via d'uscita da questa situazione, che è quella di ritirare la variante, perlomeno di sospendere la discussione in attesa dei ricorsi del TAR di metà luglio. Su questo sinceramente non c'è grande margine, anche perché ricordo già adesso i tempi di discussione sono stati dimezzati rispetto a quelli previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, per cui noi continueremo a portare avanti in Consiglio le tante ragioni di contrarietà all'opera. Stiamo intervenendo nel merito di ogni singola opposizione che, ricordiamo, interviene laddove il Comune vorrebbe espropriare o asservire dei terreni privati per realizzare un'opera inutile, impattante e insostenibile. Allora, parliamo ancora di cabinovia, andiamo con le immagini in quel di Piazza dell'Unità d'Italia, perché anche oggi 250 cittadini, insieme ad alcuni esponenti politici del centro-sinistra, si sono riuniti in piazza con gli slogan che ormai ben conosciamo, no Ovovia, per dire appunto, per manifestare la loro contrarietà all'opera. Li vedete nelle immagini che ci ha fornito il nostro Alessandro Carelli, le centinaia, 250 persone che si sono assiepate proprio sotto al municipio con ormai le note classiche bandiere azzurre recanti il logo dell'Ovovia. Questa per esempio, eccolo qui, la Dem, Laura Famulari, Partito Democratico in Consiglio Comunale, che parla con la folla, e ci sono insieme a lei altri esponenti politici. Un altro modo ulteriore per dire no a questa opera considerata dalle opposizioni e dal Comitato No Ovovia impattante e dannosa. In un incontro a Sacile ha parlato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Ha parlato di terzo mandato, sottolineando l'importanza di trovare una sintesi con Forza Italia e rispondendo anche alle parole del vice segretario della Lega, Vannacci. Sentiamo cosa ha detto il presidente Fedriga. La posizione che abbiamo espresso è sempre stata molto chiara. Pensiamo che quando scelgono i cittadini è sempre un vantaggio per la democrazia e una comunità. È netta la posizione del presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga sulla possibilità del terzo mandato per i governatori di regione, un tema che inizialmente ha creato dissapori nella maggioranza di centrodestra al governo, per poi trovare punti di incontro, di dialogo o comunque l'apertura a un confronto, come conferma anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che assieme a Fedriga ha partecipato a un evento a Sacile. Diciamo che quando c'è una richiesta di discuterne da parte delle regioni, un dibattito aperto, noi siamo sempre pronti a parlarne. Chi ha sempre arricciato il naso sentendo parlare di terzo mandato è Forza Italia. Non penso che Forza Italia abbia espresso la sua posizione dicendosi però anche disposta a discutere, e questo secondo me è la via che una maggioranza deve tenere, seppur partendo da posizioni diverse, una sintesi penso si possa trovare.
Chi invece nelle scorse ore si è espresso in maniera chiara è stato il neo vice segretario federale della Lega Roberto Vannacci, vera voce fuori dal coro per il popolo leghista, quando nel recente incontro a Belluno ha dichiarato che le leggi vanno rispettate e che non si possono cambiare le regole in corsa sotto elezioni, altrimenti il terzo mandato figurerebbe come legge ad personam. Prendiamo atto della posizione personale di Vannacci, il Consiglio federale della Lega si è espresso in modo molto chiaro a favore dell'introduzione del terzo mandato. Parliamo di porto adesso, il calo dei traffici e l'attività portuale, il punto della situazione con il neo commissario dell'Authority Antonio Gurrieri. Non ci sarà, non vi preoccupate che non ci sarà questo calo netto così come nel mese di maggio, facendo riferimento a tutto l'anno naturalmente. Sgombra il campo da preoccupazioni il neocommissario del porto sul calo dei traffici del 45% del terminal contenitori nel mese di maggio a seguito della rottura dell'alleanza oceanica fra le compagnie Maersk e MSC. Se è vero che i danesi hanno fatto rotta altrove anche a Capodistria e Fiume, è altrettanto vero che chi resta e sfrutterà poi l'ampliamento del terminal è il primo operatore marittimo mondiale del settore. Non bisogna mai essere ottimisti. Quando io ho visto che a marzo avevamo fatto un exploit al molo settimo di contenitori non mi ero beato, perché sapevo che erano gli ultimi contenitori che faceva la Maersk al molo settimo. Come adesso a maggio che c'è un risultato opposto, non mi preoccupo più del tanto, perché intanto siamo ancora nella media da gennaio a maggio dell'anno scorso. E poi c'è anche una cosa da dire che è importante, che stiamo parlando del primo armatore al mondo MSC, e quindi siccome mi risulta, perché ho parlato anche con i vertici di MSC che stanno riprogrammando la loro layout a Trieste, e quindi io penso che al più tardi potremmo rinvertire questa tendenza rendendola positiva a cominciare da settembre. Quanto ai mercati del futuro, ha destato grande interesse per gli operatori del settore, non solo la tavola rotonda a Trieste, punto d'arrivo del corridoio delle Indie Orientali, organizzato dalla Cinzia Vitale Onlus nell'ambito del simposio internazionale Geo-Adriatico ospitato dalla regione, un mercato, quello indiano, per cui il porto di Trieste è già pronto. Per noi conta molto, naturalmente bisogna capire che questa cosa non è pronta subito, ma sarà pronta a medio termine, però ci dobbiamo far trovare già pronti prima ancora che iniziano la situazione operativa. C'è molto da fare, diplomazia e logistica in questo frattempo. Difatti lunedì c'è la prima riunione importante al Ministero degli Esteri, dove parteciperà l'autorità portuale, naturalmente nella mia persona, e dove io spiegherò perché Trieste è già pronta e non fra 10 anni. E questo significa che siamo in concorrenza diretta con Marsiglia in Francia e col Pireo in Grecia. Allora, vediamo le prossime immagini. Parliamo di un incidente, un sinistro avvenuto questa notte, è successo a mezzanotte allo stop di via Schiaparelli a Trieste. Due scooter si sono scontrati a causa di una mancata precedenza. Sono rimasti feriti entrambi giovani in sella, entrambi sono minorenni. Uno è stato ricoverato al Burlo per politraumi, il secondo all'ospedale di Cattinara per un trauma cranico. Entrambi non in gravi condizioni, fortunatamente. Due le ambulanze intervenute sul posto, oltre alla polizia locale e ai carabinieri. Prossimo servizio Cirque du Silos è l'evento promosso dalle associazioni che si occupano di accoglienza e assistenza, che andrà in scena in Piazza della Libertà il prossimo 21 maggio. Ecco di cosa si tratta. Quello che abbiamo provato a chiedere anche attraverso la lettera aperta è quello di riconoscere sostanzialmente la memoria, quello che questo luogo è stato, prima di volgere lo sguardo verso il suo futuro performativo. Noi abbiamo scritto questa lettera aperta indirizzata al Cirque du Soleil per raccontare al circo, agli artisti e a tutti quelli che partecipano che cos'era lo spazio del Silos e che cos'era il Silos. Si chiama Cirque du Silos, la manifestazione indetta dalle associazioni che si occupano di accoglienza e assistenza ai migranti richiedenti asilo e senza tetto. Obiettivo: mettere al centro la storia del Silos e di coloro che lo hanno abitato. Un controevento rispetto a quello del Cirque du Soleil, in scena in Portovecchio, proprio dietro l'area Silos. Appuntamento in Piazza della Libertà, sabato 21 giugno, a un anno dallo sgombero della fatiscente struttura, per quello che vuole essere uno spazio di condivisione per tutti. E quindi il tentativo era stato proprio quello lì, di coinvolgere il Cirque du Soleil,
Soleil e gli artisti circensi, nel dire portiamo questa cosa anche appunto alle persone che lì dentro hanno vissuto, che sono state malamente sgomberate, che hanno ritrovato un ricovero comunque di fortuna in Porto Vecchio, però dal punto di vista di risposte ci è stato negato tutto quanto. Ma il nostro obiettivo in qualità di gruppo di attivisti, cittadini e associazioni era quello di presentare una contronarrazione rispetto a quella dominante delle istituzioni e dei media che parlavano appunto Rossetti, il Coop Alleanza e col sostegno al municipio hanno dichiarato che il Silos era uno spazio di degrado e di miseria. La nostra contronarrazione era appunto sottolineare il fatto che il Silos non era solamente un luogo di degrado e di miseria, ma anzi è stato un luogo di incontro e di socialità tra cittadini, attivisti, persone in movimento e richiedenti asilo soprattutto. Alla giornata in Piazza della Libertà, evento per il quale sono stati invitati anche gli artisti del Cirque du Soleil, prenderanno parte performers locali, associazioni, cittadini per un giorno dedicato a discussioni e confronti sul tema dell'accoglienza, ma anche con momenti conviviali. Più o meno dalle 10:30 del mattino una serie di interventi di vari attori locali che hanno vissuto il Silos e vivono adesso il sistema d'accoglienza o ci lavorano insieme, un pranzo condiviso e poi un pomeriggio di performance artistiche a cui speriamo parteciperanno gli artisti del Silos, ma nel caso ci sono un sacco di meravigliosi artisti e artiste locali che hanno aderito, e poi una serie di workshop, ci saranno workshop di teatro, di serigrafia e via dicendo. Un incontro sulla drammatica crisi della Tirso si è tenuto questa mattina nella sede della CGIL. Il segretario provinciale Marega al termine ha ribadito una necessità che il sindacato ha fatto propria da tempo. Sentiamo. Pensiamo che vada aperta una discussione a Trieste su quale sia il futuro sviluppo di Trieste legato a questo comparto specifico, sapendo che viene un rischio tangibile di sostituzione di imprese che sono a carattere industriali, in particolar modo con la sostituzione di imprese della logistica. Ecco, noi riteniamo che l'industria e la manifattura rimangano imprese importanti da mantenere sul territorio per il moltiplicatore di attività che esse sviluppano, e da questo punto di vista per garantire anche la possibilità alle giovani generazioni di rimanere e trovare occupazione adeguata da questo punto di vista. Bene, siamo pronti a collegarci con il nostro Umberto Bosazzi che si trova in Porto Vecchio. Oggi è la prima di Allegria in New Light che approda per la prima volta in assoluto a Trieste al termine di questo tour italiano con le toccate di Roma e di Milano. Umberto Bosazzi per noi, per darci una piccolissima anteprima, ma poi ci rivedremo anche nel nostro post TG, naturalmente la diretta dopo le 21 questa sera. Umberto, a te, buonasera. Buonasera Gianluca, buonasera ai telespettatori. Ci troviamo, come potete vedere, all'ingresso di quella che già da tempo, ma che ormai da qui ad un mese sarà il regno del Cirque du Soleil. Manca poco più di un'ora all'inizio della prima di Allegria in New Light, che è lo spettacolo appunto con il quale, come tu hai detto correttamente, il Cirque du Soleil ha intrapreso una tournée internazionale che per quanto riguarda l'Italia si è sostanziata in 3 tappe, una a Roma, una a Milano e appunto questa conclusiva a Trieste. Stanno cominciando ad arrivare gli spettatori, lo spettacolo inizierà, come vi dicevo, alle 21:30, noi saremo collegati subito dopo la fine del telegiornale e poi anche prima dell'inizio di Ring, che questa sera parte alle ore 21. C'è da dire che si percepisce nell'aria già una certa, come si può dire, si capisce che non è una prima come tutte le altre, perché questo è assolutamente un evento eccezionale per la città. Lo spettacolo, come vi dicevo, resterà a Trieste per un mese. La vendita dei biglietti è andata più che bene. Pensate che lo chapiteau, il grande chapiteau, può contenere circa 2000 persone e quindi vi lascio immaginare che cosa significa questo in termini di presenze e in termini di incassi. Io direi che possiamo restituirvi la linea anche per salvaguardare la vita del nostro Enzo Iannacone e ci rivediamo subito dopo la fine del telegiornale, credo sia intorno alle 20:10 se non mi sbaglio. Grazie Umberto.
detto, grazie a Enzo Iannacone dietro la telecamera. Torneremo ovviamente a parlare di Allegria del Cirque du Soleil dopo il nostro telegiornale e oltre, come ha ricordato adesso Umberto Bosazzi, mentre noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. Completamente elettrici, 7 autobus sono stati acquistati da Trieste Trasporti, circolano già da qualche giorno e verranno impiegati sulle linee dei tragitti più impervi e accidentati. Sentiamo. Continua il grande investimento che Trieste Trasporti fa, grazie anche ai fondi regionali e PNRR, per arrivare al 2030 con metà della flotta a emissioni zero o a emissioni contenute. Stamani nel sito inusuale, ma mica poi tanto, di Piazzale della Cattedrale, l'ex municipalizzata ha presentato il nuovo modello di autobus che già da qualche giorno copre 4 linee, quelle dal percorso più tortuoso. La 12 quella che fa il tragitto direzione verso l'OPP, la 24 questa qua di San Giusto esattamente, e poi abbiamo la 31 che fa verso est, quindi Muggia fino a Cerei, e la famosa 41 che abbiamo ben parlato nei giorni precedenti. Completamente elettrici ne sono stati acquistati 7. Prodotto dall'italiana Rampini, il bus Yutong può trasportare un massimo di 46 passeggeri, 3 in meno se vi è a bordo una persona in carrozzina, 10 posti a sedere, più quello dell'autista, distribuiti su una lunghezza di 8 metri per una larghezza di 2,2 metri, altezza 3,250 metri. Il costo complessivo, compreso delle colonnine di ricarica, è di poco inferiore ai 3,5 milioni di euro. I fondi del governo, fondi della regione all'interno del contratto del TPL che consentono alle aziende di poter sostituire i mezzi. In questo caso sono mezzi più piccoli che, oltre ad avere la trazione elettrica, consentono ovviamente di poter raggiungere parti della città più complesse in termini di viabilità da raggiungere, ma con la stessa capacità di trazione, quindi di potenza, però a zero emissioni. Nel 2025 Trieste Trasporti ha acquistato complessivamente 40 nuovi veicoli, 20 dei quali sono già entrati in servizio. I conducenti di Trieste Trasporti hanno ricevuto una formazione specifica necessaria perché buona parte del risparmio energetico prodotto da questi veicoli parte proprio dalla capacità degli autisti. In chiusura una curiosità: come succede sempre più spesso, i mezzi sono stati adattati alle caratteristiche del trasporto pubblico triestino, ad una delle quali, forse, si fa caso quando si è altrove. Tutti i bus triestini hanno 3 porte, non è scontato, a noi serve perché abbiamo un traffico quasi esclusivamente urbano e la gente deve salire e scendere in fretta per non perdere tempo e per fare tutte le fermate previste. Parliamo ancora di trasporti. Inaugurato oggi a Trieste un ulteriore convoglio Trenitalia Rock e da domani sarà attivo il sistema di pagamento contactless sulla linea Trieste-Udine. Inaugurato in stazione a Trieste un ulteriore convoglio Trenitalia Rock e da domani sarà attivo il sistema di pagamento contactless sulla linea Trieste-Udine. Un sistema innovativo che si caratterizza per l'estrema facilità. Prima di salire sul treno si appoggia la propria carta di credito sull'apposito lettore contactless alle validatrici in stazione, il cosiddetto tap-in, e si ripete lo stesso gesto quando si arriva a destinazione, il cosiddetto tap-out. Il sistema calcolerà quindi la tariffa più favorevole al viaggiatore, che non avrà più la necessità di acquistare il biglietto in biglietteria. Quindi in questo modo si semplifica e si evita l'acquisto in anticipo del biglietto e vale soprattutto per i turisti, ma vale anche per chi usa molto spesso il treno senza avere necessariamente un abbonamento. Con tutte queste innovazioni stanno rendendo in termini numerici sempre più presenze all'interno del TPL su rotaia regionale. La collaborazione con Trenitalia è molto stretta, l'investimento è di centinaia di milioni di euro tra PNRR, fondi nazionali, fondi regionali, per questo contratto che vede l'innovazione della rete che è in corso, lo sappiamo, sulle reti ferroviarie regionali, sul materiale rotabile, sulle officine appunto che serviranno a poter manutentare questo materiale. Tutti i treni veloci regionali circolanti sulla linea Trieste-Venezia via Portogruaro sono effettuati con 7 convogli a doppio piano di ultima generazione, un'operazione di rinnovo prevista dal programma di investimenti da parte della Regione pari a circa 400 milioni di euro, finalizzato a migliorare l'offerta di servizi a favore dei pendolari. Come è stato evidenziato oggi, le consegne proseguiranno nel corso di
di quest'anno e nel 2026 per un totale di 11 treni ibridi monopiano e 14 a doppio piano. I treni con un piano singolo potranno trasportare fino a 12 biciclette, mentre quelli a doppio piano avranno 18 postazioni. Inoltre, per agevolare i numerosi croceristi che sbarcano a Trieste, sono state predisposte spaziose bagagliere per le valigie più voluminose. È stato festeggiato a Miramare il 163esimo anniversario della fondazione della Polizia Locale di Trieste. Nella cornice del castello di Miramare è stato celebrato il 163esimo anniversario della fondazione della Polizia Locale di Trieste, un compleanno festeggiato alla presenza di tutte le autorità civili e delle forze di polizia. La commemorazione era aperta al pubblico, anche i turisti che ogni giorno affollano il castello e il parco di Miramare hanno potuto così assistere alla cerimonia. L'evento è stato non solo l'occasione di ricordare i valori a cui si ispira il corpo municipale, sempre al servizio della cittadinanza, ma anche di snocciolare i dati dell'attività della Polizia Locale, le sue funzioni e ricordare le novità introdotte nell'ultimo anno. Oggi è la festa e l'abbiamo festeggiata all'interno della splendida cornice del Parco di Miramare, un corpo della polizia sempre più aperto alla cittadinanza, sempre maggiormente a servizio delle esigenze della comunità. Non a caso, proprio per rispondere alle richieste e alle istanze della comunità, abbiamo fatto grandissime innovazioni nel corso dell'ultimo anno. Penso al servizio H24, penso anche all'introduzione dell'unità cinofila, che è uno strumento veramente utilissimo sia nelle indagini che come deterrente. È venerdì, perciò stasera torna a Ring, inizierà alle 21:30 dopo la nostra diretta Allegria Cirque du Soleil, una puntata ricca al tema Cabinovia, sempre al centro del dibattito con tanti ospiti. Conduce Marco Stabile, ci saranno Francesco Russo del PD, Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia, Mirko Martini di Idea Giuliana e Leo Brattoli di Adesso Trieste. Ora parliamo della Triestina perché arriva l'ok definitivo, è ufficiale, la Covisoc ha dato l'ok all'iscrizione della Triestina alla prossima stagione di Serie C, la documentazione è stata presentata venerdì scorso dalla società rosso-labardata, ha rispettato di fatto le richieste dell'organo di controllo federale, quindi l'Unione conferma la propria presenza nel prossimo campionato. Con il posizionamento questa mattina di 300 girandole colorate in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste ha preso il via la 10ª edizione di Boramata. Festa per i più piccoli in Piazza dell'Unità. Con il posizionamento questa mattina di 300 girandole colorate ha preso il via la 10ª edizione di Boramata, il Festival del Vento che continuerà fino a domenica. A fissare le installazioni sono stati i bambini della Scuola per l'Infanzia Istituto Beata Vergine Trieste. Il vento è stato subito protagonista facendo girare vorticosamente tutte le installazioni che domenica mattina saranno vendute all'asta. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Fin da subito triestini e turisti hanno scattato foto e video della piazza che domani ospiterà anche una lezione gratuita di yoga e le esibizioni degli aquiloni acrobatici della vice campionessa europea Sara Rizzetto. Boramata 2025 è promossa da Prandicom e dal Museo della Bora con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, Io Sono FVG e il patrocinio del Comune di Trieste, contributo anche di Edilmaster che in 10 anni ha realizzato le basi per più di 3.000 girandole colorate diventate il simbolo della manifestazione. È tutto dal notiziario di Tele4, fra pochi minuti il collegamento insieme a Umberto Bosazzi per la prima di Allegria del Cirque du Soleil. Rimanete con noi, buon proseguimento su Tele4.